Salve ragazzi, vi comunico, se qualcuno di voi ancora non l'avesse saputo, che ho terminato il dizionario etimologico della lingua sarda. Eh, Probabilmente nella stampa, nella prima copertina, lo intitolerò alla sarda, no faedarzu desalimba sarda. Però poco importa perché il dizionario sarà scritto in italiano. I lemmi chiaramente saranno espressi come devono essere espressi in lingua sarda, con tutti gli agganci necessari, perché questo dizionario prende in considerazione tutte le lingue mediterranee, scendendo al profondo, in quanto, come sapete, un'indagine etimologica deve scendere al profondo delle lingue, dimenticandosi, come purtroppo è stato fatto da qualche ricercatore, che una lingua di per sé stessa può essere studiata sotto l'aspetto della partenogenesi. La partenogenesi, cioè l'autonascita, è il caso di dire, di una lingua, non è mai esistita. Così si fa purtroppo spessissimo per il greco, spessissimo per il latino. Il sardo non è affetto da partenogenesi, per essere capito ha bisogno di un contatto, una visione molto ampia per tutto il Mediterraneo, un contatto con tutte le lingue mediterranee, le quali sono figlie dello stesso Dio, non sono figlie di un Dio minore come sono state descritte un pochino da certi studiosi, latinisti, grecisti, oppure studiosi tipo Max Leopold Wagner, che io affronto nel mio studio. Infatti il mio studio, il dizionario etimologico della lingua sarda, non è altro che un rifacimento ab imo, è proprio un rivolgimento totale dell'opera del Wagner, in quanto dal mio punto di vista con la mia metodologia sono riuscito a mettere in evidenza che gli studi fatti dal Wagner sono ormai obsoleti e andavano rivisti dal più profondo, in quanto lui tiene a base della lingua sarda la lingua latina. Poi considera tutte le altre lingue neolatine, però proprio come effetto anch'esse della derivazione latina, per cui il sardo viene considerato originato dal latino oppure, guarda caso, originato dall'ispanico, catalano, eccetera, dall'ispanico o dal genovese e dal toscano. Praticamente queste sono le origini del sardo per Wagner, il quale parla sempre di origini, mentre per me le origini non esistono in quanto fenomeno di colonizzazione. Le origini esistono in quanto fenomeno originario, proprio aborigeno della lingua, che ha le sue radici niente meno che, quantomeno, niente meno e quantomeno che nella lingua Cro-Magnon, dalla quale non si è mai voluto parlare. Noi parliamo in Sardegna almeno, e specialmente in Sardegna, principalmente la lingua Cro-Magnon, vecchia di 40.000 anni fa, perché essa è solo essa la base delle lingue mediterranee, cioè quella che io chiamo la Koiné mediterranea. Da lì si parlarono tutte le varie lingue del Mediterraneo, con le quali la lingua sarda interagì continuamente in tutti questi millenni. E anche il latino chiaramente fa parte di questo intreccio, di questo réseau di lingue, e, e quindi dobbiamo mettere in evidenza che il latino non è né superiore né inferiore al sardo, è semplicemente una delle tante lingue con la quale il sardo si è approcciata, costituendo quella che ancora oggi continua a essere la Koiné mediterranea, per quanto noi la distinguiamo nelle varie lingue. Ecco, la mia opera serve appunto, è una pietra miliare nello studio della linguistica sarda e serve proprio a mettere un punto fermo,
un punto di non ritorno per tutti gli studiosi del futuro che vorranno specializzarsi nella materia o fare studi seri sulla materia. Direi che probabilmente, anzi, di questo ne sono convinto, anche gli archeologi potranno finalmente avere quanto gli basta per capire, per conoscere le parole di tutti quei manufatti, di tutti quegli oggetti che loro, per loro conto, hanno studiato scavando in Sardegna o reperendo vari oggetti nel Mediterraneo. Infatti lo stesso Giovanni Ugas, per esempio, si duole nel suo libro Sardana e Sardegna, si duole del fatto che le misure metriche, i vari manufatti che l'archeologia ha riesumato, non hanno nome, ecco questo lo dice lui, mentre io gli ho dato nome e cognome a tutti i manufatti, a tutte le opere, a tutti i monumenti della Sardegna, a iniziare dal nuraghe. Pertanto basta sfogliare i miei testi e della civiltà pregressa della Sardegna si conoscerà finalmente tutto. Vorrei ricordare che io ho scritto anche l'enciclopedia della civiltà sardana. È un'opera che l'editore grafica del Parteolla sta iniziando a pubblicare. In questi giorni esce il primo volume, sono 8 volumi. In questa enciclopedia io affronto circa 40 temi sull'intero, come dire, l'intero scibile della civiltà sciardana. Cioè, per sciardana intendo tutto il mondo precedente quello, diciamo, romano, ecco. Cioè, il precedente l'epoca in cui Roma invase la Sardegna e la colonizzò. Questa enciclopedia pertanto tocca un sacco di materie, niente male, ecco. Per esempio il primo volume è dedicato alla musica antica e alla medicina antica, totalmente. Poi gli altri volumi saranno dedicati a tutte le altre materie, compresa la marineria, le armi, la flora, la fauna, la religione, eh, il carnevale, che è un argomento da tutti sottovalutato, mentre è di enorme importanza, e così via, insomma. Un'enciclopedia anch'essa di tipo nuovo perché è organizzata secondo le enciclopedie moderne per temi e non in ordine alfabetico, anche se poi è seguita dal riepilogo, diciamo, tutti i lemmi vengono ripresi e messi in ordine alfabetico negli ultimi volumi. E pertanto posso dichiarare che il mio lavoro, iniziato circa 15 anni fa, è quasi terminato. Il mio scopo era quello di riesaminare totalmente e come dire, dal più profondo tutti i lemmi relativi alla lingua sarda, da cui ho evinto tutti quelli che più possono essere caratteristici per descrivere la civiltà sardana. Mi manca francamente a tutti questi miei lavori, enciclopedici è il caso di dire, mi manca soltanto l'analisi approfondita del dialetto sassarese. Il dialetto sassarese spero che veda la luce il dizionario etimologico, ben inteso, perché io sono un etimologista e voglio rimanere etimologista. Il dialetto sassarese vedrà la luce fra un annetto più o meno e cercherò di dimostrare non delle idee preconcette. Io non ho idee preconcette su niente sulla lingua sarda, anzi, il mio metodo è proprio
quello di combattere le idee preconcette e di cercare di vedere le cose come stanno nella realtà. Io voglio esporre anche la questione del dialetto sassarese per dimostrare che è uno dei dialetti della Sardegna, né più né meno. Chiaramente metterò in evidenza in esso anche i contatti, i contagi, chiamiamoli come vogliamo, le mescolanze che possono essere arrivate dal genovese, dal toscano, però ovviamente dal corso, però senza per questo perdere di vista il fatto che il dialetto sassarese è uno dei mattoni della lingua sarda e direi anche che senza di quello sarebbe difficile proprio parlare di lingua sarda. Per cui ecco, giunti a questo punto possiamo dire che completerò il mio lavoro con questa grande visione sulla civiltà della Sardegna, dove si affronta il dizionario etimologico propriamente detto, una visione enciclopedica di tutte le materie che possono riguardare la civiltà della Sardegna e poi un approfondimento sulla questione dei dialetti, partendo in questo caso proprio dal dialetto sassarese. Io vi auguro buona lettura e mi auguro che la lettura vi piacerà, insomma. Tenetevi in contatto con me perché è molto importante il contatto. Molti di voi mi hanno stimolato e credo che continueranno a stimolarmi. Soltanto gli stimoli riescono un po' a tenere viva la mia, come dire, la mia verve su questa materia. È una materia molto difficile, devo dire la verità. Molto difficile anche perché è stata resa difficile da chi mi ha preceduto. Con questo non voglio polemizzare con nessuno. Però la lingua sarda è stata affrontata male da tutti coloro che mi hanno preceduto, da tutti gli studiosi, gli accademici che mi hanno preceduto. Forse è stata vista come figlio di un dio minore, come figlia di un dio minore, mentre non lo è assolutamente, tenendo conto che il Puddu ha elencato nel suo dizionario 90.000 vocaboli e sta per editare un successivo dizionario, si dice sui 120.000 vocaboli. Una lingua che contiene tutti questi vocaboli non può essere una figlia di un dio minore. È una, come dire, una pietra miliare nella civiltà del Mediterraneo e va considerata come tale. Pertanto vi auguro buona lettura ragazzi e tenetevi in contatto.